Adesso, amici miei, voglio parlarvi del fitabarche. Fitabarche. Anche adesso queste barche. Ma non c'è più qui di una volta. E barche di una volta, c'era barche a remi. Adesso che si vede, per esempio, sulle compagnie che fa ancora sto sport della idea Voga Veneta, sandoi, mascarette, sciopponi, battee, topete e peate che ora caricava tutte quante le robe più pesanti che arrivava a Venezia. I burci che partiva da Ciosa, i burci che veniva giù dal Sil, i burci che veniva da Brenta, da Padova, e arrivava tutti a Venezia e portava vin, alimentari, farine, di tutto. Attorno agli asini del Brenta, del Sil, sti burci veniva trainai addirittura dalle bestie, dai cavalli. E fitabarche, che era qua a Venezia, fitava appunto queste barche a ore, a tempo indeterminato, se poteva avere, perché potevamo tenerci anche le notte, per esempio nelle feste del Redentore, nelle feste delle regate, si andava a torcere questa barca, si annettava, si metteva a posto, si addobbava con frasche, con tutto, e si riteneva di fare una buona figura con i suoi baioni colorai. Era un sogno, veda, e ricordarsi queste robe che, come che ripeto, è indimenticabili, non si può smettere, no. Chi che le ha viste si ricorderà per sempre. Queste barche qua, per vederle ancora, se puoi vederle, ma è appunto su tutti i circuiti, questi gruppi remieri, che c'è qua a Venezia, Mestre, nel Brenta, Mira, Dolo, sul Sil, Trevisani, ecco, e che c'è ancora chi viene qua con queste barche, a remi. E il fitabarche, oltre che essere il fitabarche che fittava, noleggiava queste barche, ed era anche un squararoi, perché i remi e li faceva io, e forcoi e le faceva io, i pagioi cosa devi dire? Non sapevo. E sarebbe come quel pavimento che esiste a barca. Quello si chiama il pagioi. Fornio anche quello che è a barca del sesso, e a sesso è cosa dire? Una forma fatta proprio a sesso, che cava via l'acqua piovana oppure a barca fa acqua. Ecco, questo era il fitabarche che a Venezia che ne c'era tanti, perché io mi ricordo che a San Giacomo che ne c'era due, in Canareggio ne c'era un'infinità, a Castello altrettanti, ed era un'altra vita. I primi motori sono apparsi dopo la seconda guerra mondiale, e anche a Venezia questo si arriva.